Per raggiungere il Colle del Giovo bisogna uscire sull'autostrada in direzione ponente ad Albisola, poi si sale in direzione di Stella San Giovanni, Stella Santa Giustina e pochissimo dopo Stella Santa Giustina si arriva al Colle del Giovo. Invece per arrivare al rifugio Prato Rotondo bisogna uscire sull'autostrada sempre in direzione ponente a Varazze, si sale in direzione di Alpicella, raggiunta Alpicella si sale ancora e si arriva alle antenne del Monte Begua. Questo tratto di strada, se non ricordo male, tra Alpicella e le antenne del Monte Begua, diciamo, è una strada un pochettino stretta, medio stretta così, un po' buia, fate attenzione ovviamente, così. Poi niente, raggiunte le antenne del Monte Begua la strada continua, in pochissimo tempo si arriva al rifugio Prato Rotondo. La tappa precedente, quella che dalle Meugge ci ha portato proprio al Colle del Giovo, è stata una tappa molto semplice, proprio la classica passeggiata, così con solo un piccolo pezzo, vabbè, nel nostro caso in discesa, verso l'arrivo, diciamo, da stare un minimo attenti, ma niente di che così. Che caratteristiche ha avuto? È stata tutta una tappa boscosa, con proprio l'inizio al Colle San Giorgio con veramente tante paleoliche, anche un po' più avanti ne abbiamo trovate delle altre e ci siamo proprio goduti passaggio in mezzo a questi alberi la serata, pressoché quasi sempre largo, così a parte l'ultimo pezzo. E niente, quelle tappe veramente da godersele proprio in pace e tranquillità. Bene, ora vi presento la successiva tappa, quella che dal Colle del Giovo porta a Prariondo o rifugio Prato Rotondo o rifugio Prariondo, così, che ci regalerà nuovamente alcuni strati di paesaggio molto belli e godeteveli fino in fondo. Buongiorno a tutti, ricomincia la nostra avventura sull'Alta Via qua al Colle del Giovo. La nostra tappa di oggi partirà da qua, andrà verso il rifugio Prato Rotondo, le antenne del Begua, così, e vediamo questa gita che sorprese ci rileverà, perché l'Alta Via regala sempre sorprese. Oggi sarò in compagnia di due grandi amici, Marco e Federico, a cui passo la parola. È una bella giornata oggi, veramente bella, e speriamo che rimanga così fin su a Prato Rotondo. Da stamattina sì che è bella, il tempo non si è ancora guastato, quindi direi che la giornata è perfetta per poterci incamminare in questa nuova avventura, questa nuova esperienza. Siamo in provincia di Savona e adesso ci incamminiamo direzione Begua. E direi che per ora è tutto, proseguiamo. Siamo appena partiti nella nostra tappa dal Colle del Giovo, non avremo fatto neanche 5 metri e ci troviamo di fronte a questa fortificazione che fa parte di un gruppo. Ne parlerà meglio Federico, che è molto esperto di certe cose e sappiamo l'importanza dei forti per noi liguri. Vai Fede. Allora, questo è il Forte Tagliata del Giovo, che fa parte di un sistema difensivo di 6 fortificazioni. Oltre al Forte Tagliata, qua nella zona sono presenti Forte Scarato, Forte Bruciato, Forte Moglie e i 2 forti di Lodrino superiore e inferiore, che furono costruiti durante il Regno d'Italia per proteggere la zona e il Piemonte da eventuali invasioni dal mare, quindi il Regno dei Savoia. Il nostro primo pezzo di Alta Via di oggi l'abbiamo fatto. Un bellissimo bosco ombreggiato, pieno di alberi di castagno, la temperatura è quella giusta. È piovuto in questi giorni passati, in questo periodo, così infatti qua davanti abbiamo una bella pozza d'acqua
ma non ci preclude assolutamente il cammino, perché dobbiamo arrivare in alto, alle antenne del Beigua. Andiamo. Allora, siamo arrivati ai sentieri napoleonici che si trovano sempre qua a cavallo dell'Alta Via e ci avviciniamo sempre di più al Monte Beigua. È importante fermarsi qua perché sono stati valorizzati questi sentieri. Nel 1800 c'è stata una battaglia di 7 giorni, intorno all'aprile del 1800. Hanno voluto ricordare attraverso questi sentieri l'evento perché la zona del Monte Beigua è sempre stata una zona molto sacra. Infatti, mentre ci avvicineremo alla fine della nostra tappa, troveremo anche la chiesa di Regina Pacis. Vorrei onorare con questo video il Parco del Beigua, perché in questo punto troviamo veramente tante segnaletiche di tutti i sentieri che gestiscono loro. Questa è una delle fermate della famosa Via Crucis, che si trova all'aperto, qua vicino alle antenne del Monte Beigua. Gestiscono sentieri escursionistici e naturalistici, sia dalla parte del mare, dove abbiamo zone veramente carsiche, bellissime, e che permettono soprattutto a tanti escursionisti come noi di camminare in tranquillità. Siamo vicinissimi al nostro fine tappa e questo panorama lo ritroveremo tantissime volte nella prossima tappa, dal rifugio Prato Rotondo al passo del Faiallo. Godetevelo tutto. Siamo arrivati alla fine della nostra tappa. Bella giornata, tempo ideale, umidità ideale anche quella, né troppa né poca, il sole non era troppo caldo. Per fortuna che eravamo anche coperti dai rami degli alberi, quindi non è piccato neanche. Sì, infatti oggi era solo in pochi frangenti. Una tappa spesso boscosa, con difficoltà nessuna, però è stata una tappa vissuta a pieno e ci lasciamo alla prossima tappa d'Alta Via. Arrivederci a tutti, Alla prossima.